Ah sì, la pula. Sì, lo so che stavamo molto a candela. Sei un'assassina, sei. Oh, guarda quello, controsenso. La finanza stava posteggiando. Stava posteggiando, io non ci credo. Ragazzi, io vado a provarmi a farmi un attimo male. Ah? La posso mettere? Sicuro? Ti posso mettere? Quanti vedi? Ragazzi, solo per dirvelo, cioè guardate qua, anche se non è una 09, è una carenata, però apprezzo già solo il gesto, già è una cosa veramente bellissima. Grande. Serio, stanno correndo? Grandi ragazzi. Stiamo andando a prendere la sua moto dal gommista che sta qua dietro. Bellissimo, bravo. Vai. Slick. Facciamo video in moto. Io adesso sto provando questa, Possiamo apparire con video? Io sto registrando adesso. Se mi dai il consenso. Ciao mamma, bella. Ciao! Che fa questo? E la sto provando. È un test ride. Stiamo vedendo un po' come va rispetto al Tenere 700. Sempre così sta sempre su una ruota, bellissimo. Rispetto al Tenere è una moto che sa offrire molta più spinta, molta più comoda perché ha la sella più larga rispetto alla sella stretta del Tenere. La ciclistica, comparti freni migliori, cioè devo dire la verità, mi trovo veramente bene. Ragazzi, mentre sto editando questo video voglio darvi fastidio ancora una volta, però perché sto regalando il mio TM300 due tempi. Vi ricordo di andare a recuperare il video che vi lascio qui in alto, di commentare come dobbiamo fare questa motocicletta, perché a 100.000 iscritti regalerò questo TM ad uno di voi. Come bisogna fare per partecipare? Semplicemente dovete commentare tutti i miei video, anche quelli vecchi, iscrivervi al canale e la persona che leggerò più presente nei miei commenti sarà il vincitore del TM. È semplicissimo. Qua si vede se è consumata o meno. No, seriamente. Sì, quando arriva alla fine questo, quella è nuova proprio. Sì, è proprio così, si chiamano slick. Ma sanno su, ma com'è sta roba, capito? È perché sono da pista questa. È ancora più grip questa. Sul bagnato per dirvi non va bene perché non ha gli intagli. Però quando l'asfalto è asciutto questa azzeccano bella intera. Nice. Il signore si è impressionato un po'. Ah sì, la pula. Sì, lo so che stavamo molto a candela. Ma hai visto le strade che sto prendendo tutti i fossi? Io non li sento uno, impennando li prendo. Non si muove proprio, bellissimo. Ma un'altra che devo provare è proprio quella, il Transalp. Hai 90 cavalli, Luche, come questa. Solo che secondo me la ciclistica sicuramente quella pure ti diverti, ti impenna, fai e dici, però secondo me l'hanno fatta più per la strada che per l'enduro. Questa invece per il fuoristrada sembra andare veramente bene. Cioè veramente io questa la voglio provare in fuoristrada. Fa una giornata con Vespa sistemata. Qua secondo me mi consolo. Guarda chi. Cioè sei contromano, sei un'assassina, sei, te lo posso dire, sei un'assassina, sei. Women. No, ma quello guarda che io se stavo accelerando un poco in più. No, ma infatti l'ho detto, sei un'assassina. Non mi sento più. Vi ho perso, ragazzi, io. No, è rosso, che vai? C'è verde ai pedoni e tu dici vai. Ma come? Che vuol dire? Sei passeggera, mica sei una pedona. Bravo, ma sei passeggera. Figurati quando guidi da sola. Attenzione ragazzi, attenzione. No, io lo sento a Vittorio. Eccolo, lo sento. Ma sì. Ora facciamo mettere paura a questo col Beverly, vuoi vedere? Guarda. Hai visto? Te l'ho detto. È la gomma. Sì. Guardami su YouTube, Valentino Pezzi.
Ha fatto bene, ma. Oh, guarda quello, controsenso. Ha girato in mezzo. Non ci credo. Luca ti ha mandato a fare in culo la ragazza, la signora, si è spaventata. Later. La finanza fa postegge. La finanza stava posteggiando. Stavano posteggiando. Io non ci credo. Non ci credo. Palese proprio, stavano là a chiacchierare con le ragazze. C'è i posti di blocco a Napoli, ragazzi. Ma che volete? Che volete? Day that I met you, I started dreaming. Cioè, assurdo veramente comunque. Ma perché poi di quelli ancora mettete. No, ma cioè, state in servizio, amore, non lo puoi proprio fare. Cioè, quelli stanno chiacchierando così, stanno facendo la postigella, che ragazze fermate. Cioè. No, si vedeva palesemente che tutti lo posteggiavano. Sì, sì, stavano sorridendo là, che. Bah, assurdo. Sì, sì, stavano a posto di blocco in mezzo alla rotonda, tutto normale per loro. Ma come tutti i militari che fanno strade sicure, amo, e fanno le postegge, che le fanno gli scemi con le ragazze. Guarda, per noi di noi, io di solito attraverso quando spiega, eppure non è ma mi ha fatto ignoranza, ha provato prima. E lui lo sa che mi ha detto, e la sua fidanzata la conosce da noi. Comunque ha una guidabilità questa moto, ragazzi, eccezionale. Vai. Pure in curva, sì, con tutte quelle gomme non sono questo granché perché sta ferma da un bel po'. Cioè, guarda là, quella sta a terra. Lavora veramente da Dio. C'è il pensiero di non dovermi preoccupare dei fossi. È bellissimo. Guarda, cioè io li sto prendendo tutti. Il pensiero di non dovermi preoccupare. Cioè la moto non li sente. Cioè qua con la 09 They ask you how you are, you just Ho notato le due velocità, a parte sul rettilineo, che è ovvio che non ci arrivo, però nelle curve, come ti imposti, come le selle, mi hai insegnato proprio bene. Perché? Perché mi comporto allo stesso modo. Lo so, amo, mi sono dannato per insegnarti. Mi sono dannato per farti imparare così. Cioè tu hai imparato 12 anni di esperienza mia per strada Ho fatto corso intensivo. in un anno. E nemmeno, bravo, in 6 mesi. Mantieni, da. Sì, ti mancano solo le pinne, quindi. E le sgommate. E le sgommatelle. Ma- Vabbè, quello devi imparare prima a farla dritta e poi a controllarla storta come la faccio io. Venite un secondo. No, scuso ma secondo te mi sta 360? Accendi la telecamera. Vai. Adesso sono sincronizzate. Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo Cosa vuol dire guidare a Napoli. Stiamo partendo dal McDonald's e siamo insieme a Luca e ad Alessio. Oggi avremo, guardalo com'è bello! Oggi faremo un trial vlog. Siamo 3 cam, ragazzi. Direzione Arnicre, ragazzuli. Il tempo oggi non è dalla nostra parte. Ma non ci fermiamo, non ci fermiamo. C'è Giovanni con l'MT10, è un aereo, eccolo. 200 km ci ha messo già lo scarico. Guardala. È una criminale quella cosa. Quanto è bello stare tutti quanti collegati, ragazzi, è una figata. Col tuareg criminale andiamo a comandare. Cazzetto! Diluvia, cazzo, no? Piove. Che palle! Mi taglia, Vitto, mi taglia! No, no, taglia proprio, taglia! No, lo so, non so il perché mi sta tagliando, che non si alza all'improvviso. Cioè, ATC off sta scritto. Ma non so se c'è qualche limitazione. Ragazzi, io vado a provarmi a farmi un attimo male. Guarda che capata!
E che fai? C'è il mezzo da enduro e non lo porti nel terreno, cioè, sarei un coglione, no? Io penso che mi starò tutta la giornata là dietro. Serio, vero? Ma mi metto proprio là dietro proprio.